Con una grande rappresentanza di questa associazione che ha realizzato l'albero che vediamo alle nostre spalle, ma soprattutto sono in compagnia del sindaco, un sindaco super energico, perché qui una cosa finisce, un'altra inizia, quest'anno un albero bellissimo. Come nasce questa idea? L'idea nasce lo scorso anno con l'albero fatto con le mattonelline, sempre dalla Voce delle Donne, un'idea che noi abbiamo subito sposata, ci siamo occupati della parte strutturale dell'albero, dell'illuminazione, e loro hanno preparato tutto quello che vedete qua e quello che avete visto anche lo scorso anno. Ma quest'anno l'associazione La Voce delle Donne si è voluta superare e quindi ha preparato questi due arazzi che rappresentano appunto la Natività e poi i Re Magi, con oltre 15.000 roselline, e quindi hanno fatto davvero un'opera d'arte molto bella. In giro per l'Italia ci sono altri alberi come questo, con questo tipo di lavorazione, però da alcune ricerche sembrerebbe che questo sia tra i più alti. Sì, l'albero supera i 12 metri. Ma naturalmente poi ogni paese, ogni luogo ha una sua caratteristica, quindi anche se ci sono degli alberi simili non sono mai uguali, e questo caratterizza comunque il nostro paese e l'opera d'arte che hanno realizzato le signore. Naturalmente è un grande momento di aggregazione anche per la comunità, perché so che ci sono oltre 1500 mattonelle, dei piccoli quadratini che sono stati realizzati in giro un po' da tutte le signore del paese, quindi grande aggregazione. Ma i turisti che arrivano e vedono questo albero, qual è l'impressione? Quali sono i commenti? È piaciuto molto, almeno in questo periodo natalizio, a parte i giorni di neve, anche se durante la neve devo dire che durante questi giorni era molto suggestivo vedere questo albero e qui tutto ricoperto di neve, e abbiamo visto che comunque molte persone si sono fermate, hanno fotografato l'albero, si sono fatti delle foto anche loro, quindi diciamo che è una bella cosa. Si chiude il 2024, tracciamo un piccolo bilancio rapido e poi torniamo all'albero con quelle che hanno messo mano, no, ai ferri. Allora, secondo me non è il fine anno che bisogna mai chiudere, non bisogna fare mai i bilanci, noi siamo sempre al lavoro e mi piace sempre ragionare in prospettiva più che in termini di bilanci consuntivi, ecco, il bilancio lo faremo poi alla fine. Quindi grande speranza, insomma. Noi lo speriamo con la collaborazione di tutti, naturalmente. Arrivo subito perché passo da una di quelle che ha messo le mani, come si dice, in pasta no, ma in lana. Io vedo qui una rosellina. Sì, esatto, questa è una delle 700 rose rosse contornate da relative foglie verdi, fatte da alcune volontarie dell'Associazione La Voce delle Donne di San Piero Patti, che è uno dei borghi più belli del comprensorio dei Nebrodi, è il borgo dai tesori nascosti. Per fare questa rosa ho calcolato che ci vuole un'ora di tempo, cioè dall'inizio alla fine, alla posa in opera sulla reticella ci vuole un'ora. Per 700 rose, solo per queste rose 700 ore di lavoro. In più ci sono 15.000 roselline del diametro di 5 cm e fatevi il conto che cosa c'è stato qui, che cosa c'è per realizzare questi due arazzi che sono alti 2,5 metri e larghi 5 metri, che rappresentano appunto la Natività e i tre Re Magi. In più ci sono dei impreziosimenti di pietre dure, di ori, argenti, opere di alcune nostre ricamatrici del paese, insomma tutti hanno collaborato, è stato un grandissimo lavoro di cooperazione, è stato un piacere e una gioia lavorare tutti insieme e insomma abbiamo concretizzato qualche cosa di, spero che piaccia, di bello per il paese. Io però ho una curiosità, perché voi avete lavorato, avete cucito, avete realizzato le mattonelle, ma chi le ha messe fin lì su?
Sì, e infatti poi dobbiamo ringraziare innanzitutto, l'ho detto pure poco fa, la nostra Presidente Sandra Dell'Omo che ha presentato l'idea, l'amministrazione che l'ha accolto e ci ha aiutato, il sindaco e tutta l'amministrazione, la coordinatrice Graziella Di Dio che ci ha coordinato e anche chi col sollevatore, insomma col carrello è salito lì sopra, è salita pure Graziella e altre persone, mi sembra Consuelo e qualche altro, scusate se dimentico, comunque qualcuno comunque ci hanno aiutato anche per l'impalcatura e a montare queste cose, queste mattonelle. Sono 1500 quelle di sotto, più sono state arricchite con alcuni elementi della nostra tradizione siciliana e quest'anno in più ci sono questi due bellissimi arazzi. E io non chiedo l'età, ma sono di fronte ad una memoria storica di tutto questo comprensorio, una delle più giovani che ha lavorato alla realizzazione di questo albero. Ma cosa ha fatto lei? Io ho fatto 350 roselline rossi. Rosse, il colore dell'amore, il colore della passione, no? Sì. Ma anche il colore del Natale. Quanto tempo ha lavorato? Quasi 2 mesi. Tutti i giorni? Sì, non è che lavoravo sempre, la mattina mi alzavo tardi, facevo colazione, e poi mi sedeva e lavoravo. Mezzogiorno pranzava e poi incominciavo fino alle 5, perché poi non vedevo tanto bene, quindi ho lavorato poche ore al giorno. Ma lei sicuramente cuce da sempre. Sì, quando era piccola. E quanto è difficile questa tecnica? Sì, un pochino. È difficile, certo. Io so che avete partecipato in tanti, ma ognuno aveva un ruolo. Come mai a lei, Ecco il nostro lavoro. come mai a lei è stato affidato proprio il ruolo delle rose rosse? E mia figlia ha fatto quelle verdi e l'ha cuciti. Io ho fatto solo quelle rosse. Ma mentre lei lavorava c'era qualche giovane, qualche ragazzina, qualche nipote che si avvicinava per cercare di capire come fare? Sì. C'era mio nipote che veniva sempre tutti i giorni, voleva vedere cosa facevo e come le facevo. Ecco, che materiale si usa e che tecnica si usa, che strumenti si usano? Tutto cinese. E il filo? Il filo di lana rossa. Ma tra fare una rosa di questo bellissimo albero di Natale che la regia ci sta facendo vedere, tra fare una rosa e fare, che ne so, un maglione, un cappello della notte, che differenza c'è? Sì, c'è più passione, più tempo, più attenzione a farle. E le persone del paese, tutti i visitatori, so che sono venuti tanti turisti a vedere questo albero. Lei cosa prova quando arrivano i complimenti? Noi che abbiamo finito questo lavoro, che è andato tutto bene. Ma mi dico una cosa, quando è venuta fuori qualche anno fa questa idea, lei come l'ha presa, cosa ha pensato? Ha pensato che è una cosa bella per il paese. Quindi ha lavorato con tanta passione. Un messaggio che possiamo lanciare a tutti i giovani e tutti i nostri telespettatori che ci seguono da tutto il mondo. Sì, bisogna non perdere l'abitudine di lavorare e di lavorare con passione, con gioia e deve concludere qualche cosa. Lei che sicuramente sarà anche una bravissima cuoca. Ma arrangio, non sono tanta. Qual è il cibo che possiamo consigliare per questo inizio di anno spumeggiante? Un cibo che possiamo consigliare per questo inizio d'anno? Ho fatto il stoccafisso, ho fatto il baccalà, le crispelle, ho fatto tante cose. Come passa la sua giornata? Lei inizia La giornata mi alzo tardi la mattina, non mi alzo presto, verso alle 9, alle 9:30, mi lavo, mi vesto, faccio colazione e poi faccio qualche all'uncinetto. Ho fatto delle scarpette di notte. Ma
Mi sta facendo venire in mente una cosa. Una volta esisteva la famosa cascia d'un matrimonio, no? Il corredo di una volta. Qui chissà quanti ne ha fatti lei. Ma cosa comprendeva la famosa cascia? Cosa c'era dentro? La dote? Qual era? E lei faceva il giornino alle lenzuola, ai tovaglie di tavola, tovaglie di facce. Basta, Ma queste cose ancora si usano queste cose? ma ora queste giorni di ora non ne fanno più, se le comprano. Quindi queste cose che sono conservate nelle case sono delle opere d'arte, hanno... Sì, però si sono quasi perse, perché questi giovani usano studiare, andare a scuola, andare a divertimento. Anche quello ci vuole, però Sì. magari tornare un po' alle tradizioni di una volta, no? Eh, Si fa quel che si può. non ne fanno, non ne fanno. E allora io le auguro buon anno, Grazie. sta iniziando un anno bellissimo, ne abbiamo concluso uno altrettanto bello perché la vita è sempre bella, no? Con tutti alti e bassi. E quindi io le auguro buon anno a lei e a tutti gli abitanti di San Piero Patti e complimenti per quest'albero bellissimo. Grazie. Un'idea che nasce fuori dalla Sicilia. Sì, nasce dalla nostra presidente Sandra Dell'Olmo che ci ha convocate per farci vedere altri lavori e dire: ve la sentite di fare altrettanto? Ci siamo un po' chieste se ce l'avremmo fatta e abbiamo detto sì. E abbiamo cominciato a settembre con le roselline a farle e piano piano abbiamo realizzato il materiale, chi ha lavorato, io e anche altri, anch'io ho fatto le roselline e anche le altre roselline che compongono il mosaico, però una grande opera che ha reso possibile la realizzazione degli arazzi sono stati chi ha cucito le roselline. Ce ne sono tanti che adesso non ci sono, però il loro lavoro è stato preziosissimo, preziosissimo perché le ricamatrici hanno impreziosito con i ricami, proprio i ricami che lei, se guarda bene, sia i remagi che il bambinello sono fatti in una maniera straordinaria, con tanta cura. Chiaramente chi non è esperto nel cucire non avrebbe potuto realizzare quest'opera così. A metterla su è stata Consuelo D'Amico, tantissimo, e mia nipote, che con tanta energia e prendendo tanto freddo, poverina, fino all'ultimo ha steso gli arazzi e messo le luci. Possiamo dare appuntamento al prossimo anno? Sicuramente cercheremo in ogni modo di dare al nostro paese quella visibilità che merita, perché è un gran bel paese fatto da una grande donna che è la nostra sindaca, che ci ha sempre appoggiato, ci ha aiutato, ci ha sempre, come dire, andate avanti, noi vi siamo vicini. E poi le mie amiche che hanno lavorato e che sicuramente non si tireranno indietro per affrontare un'altra nuova esperienza, sempre più bella e sempre più importante per il nostro paese. E parlando di visibilità, io mi sposto accanto all'assessore perché iniziative come queste creano anche movimento, no?
Eh sì, noi dobbiamo ringraziare queste signore perché veramente collaborano sempre con l'amministrazione ed eventi come questo creano grande richiamo. Infatti in questi giorni abbiamo potuto ammirare diverse persone che facevano i selfie vicino all'albero, facevano le foto e veramente hanno potuto apprezzare la bellezza di questo albero e ammiravano il grande lavoro che c'è dietro e la particolarità, perché magari ci sono tanti alberi che per Natale vengono fatti, ma questo diciamo è particolare, specialmente per questo lavoro che hanno fatto quest'anno con questi arazzi, con queste roselline, e hanno veramente creato qualcosa di unico che va visto di presenza. Complimenti Assessore, complimenti a tutti. Allora facciamo così, se la Camera mi segue io provo a sentire i nomi quantomeno dei presenti. Gioconda Franzone, Concetta Di Filippo, Gianluca Di Bella, Pina Benfatta, Carmela Anna Piricone, Granata Grazia, Pina Pantano. Concetta Arlotta, Sindaco, poi abbiamo il pezzo grosso, come si chiama? La signora Angela Ballarino. E allora qui da San Piero Patti, in questa bellissima piazza, con questo albero strepitoso, bellissimo, unico in tutta la provincia di Messina, non possiamo che alzare la nostra manina e augurare buon anno a tutti i nostri telespettatori da San Piero Patti. Buon anno! Buon anno, buon anno. Energia!